Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Vi presento subito la nostra ospite, come sempre, la dottoressa Mirella Zambello, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Ben arrivata qui con noi. Grazie. Funzionaria socio-educativa nell'INEIL del Veneto, direttrice del Master in Direzione, Coordinamento e Management dei Servizi Sociali a Ca' Foscari Venezia e è già assistente, assessore al sociale Comune di Rovigo, quindi un'esperienza anche nella gestione pubblica amministrazione. Certo. Quest'oggi vogliamo porre l'accento e quindi farvi capire chi è l'assistente sociale, come è cambiato il ruolo, la funzione e anche l'importanza di questa figura, che è strategica in certi ambiti, che so per alcuni di voi fa anche un po' paura perché è legata a momenti di criticità nell'ambito familiare, nell'ambito della vita sociale dell'individuo, richiede certi tipi di interventi, non c'è una conoscenza effettivamente adeguata e corretta delle tante sfaccettature di questa professionalità che ha un ruolo molteplice e che secondo me con la riforma in atto, quando parliamo poi di ATS, ne abbiamo parlato più volte, lo ribadiremo perché so che è un concetto che deve essere assimilato nel tempo, capirete meglio di che cosa si tratta e che importanza avrà da avere. Allora, innanzitutto spieghiamo proprio l'ABC ai nostri telespettatori. Chi è l'assistente sociale? Sì, è una figura che da molto tempo è presente nei servizi, ma si è qualificata ulteriormente con percorsi formativi universitari, sia triennale che magistrale, e anche poi con dei master di specializzazione a seconda degli ambiti di intervento. Dico ambiti di intervento perché è una figura che è nata prevalentemente all'interno dei servizi pubblici, ma anche ci sono stati periodi in cui c'era il servizio sociale nelle aziende, nelle industrie, e adesso è ritornato anche tutto il tema del welfare aziendale, quindi alcune grosse aziende hanno anche assunto degli assistenti sociali, delle collaborazioni per portare avanti anche questa che è un'innovazione. Che formazione hanno? Perché poi allora noi abbiamo nel Veneto abbiamo 3 università che fanno da tempo i percorsi triennali in servizio sociale e quindi universitari, e sono l'Università di Verona, di Padova e di Venezia. Quindi c'è proprio un percorso universitario, quindi sì. Una persona termina le scuole superiore e deve avere già un'idea chiara di cosa vorrebbe fare. In quasi tutte, Venezia forse no, ora non c'è più un test d'ingresso. E poi insomma ci sono 3 anni universitari con la tesi finale, c'è anche la possibilità di proseguire con un biennio di specializzazione in tutte e 3 le università, che si differenziano a seconda degli orientamenti che gli studenti possono trovare, e quindi insomma è una figura preparata dal punto di vista sociologico, dell'approccio psicologico, relazionale, normativo, perché è una figura che deve sì comprendere i bisogni delle famiglie, delle persone, delle comunità, quindi tutta un'attenzione al lavoro con la rete, quindi contenuti di metodo diciamo sociologico, ma soprattutto deve anche conoscere gli aspetti normativi. Perché? Perché è una figura che deve lavorare sulla possibilità che le persone, i cittadini, possano ottenere i diritti, possono accedere ai diritti, ai servizi sociali di cui hanno bisogno. Molte persone non sanno che hanno la possibilità, nel momento del bisogno, di poter accedere ai servizi e ottenere degli aiuti legati alle proprie problematiche. Ecco, questo rallentiamo, perché qui è un aspetto molto importante. Qui molti di voi ci avete scritto, lo sappiamo. Lei tra l'altro è stata assessora sociale in un comune ed è questo un ambito strategico. È vero, molti cittadini ci chiamano, non sanno dove sbattere la testa, vanno al sindacato per farsi aiutare, soprattutto in ambito sindacato dei pensionati, perché una questione lavorativa è diverso, per avere supporto. Che cosa faccio? E il sindacato molte volte dice c'è il centro degli assistenti sociali del comune, l'assessorato sociale che può rispondere a dovrebbe rispondere a questi bisogni, anche la casa di riposo per esempio, per accedere. Ma giustamente, come ha sottolineato lei, non c'è conoscenza di questo servizio, di che cosa fanno gli assistenti sociali e come accedere, cioè è una specie di sfera esistente a cui pochi pensano di aver diritto. Sì, allora intanto il servizio sociale è stato riconosciuto come un livello essenziale di prestazioni, per cui il Ministero ha dato dei fondi appositi e noi come ordine abbiamo fatto in modo che nei comuni, nei territori, negli ambiti potessero utilizzare questi fondi per fare assunzioni a tempo indeterminato e assumere questa figura professionale che permette di fare una consulenza, diciamo il segretariato sociale, che è il primo punto di accesso, dare le informazioni ai
ai cittadini che arrivano e possono, prevalentemente è il comune il primo sportello dove possono andare, ma naturalmente i comuni più grossi devono avere un parametro, dicevo un livello essenziale, uno ogni 5.000 abitanti, quindi fin d'ora molti comuni piccoli non avevano l'assistente sociale, ne compravano, concedetemi il termine, tra virgolette, da cooperative per fare alcune schede obbligatorie, 5-6 ore alla settimana. Questo è insufficiente per offrire un servizio così importante ai cittadini, che possono andare a chiedere, in base ai loro bisogni e alle loro esigenze, dove anche rivolgersi all'interno della rete dei servizi, perché ci sono gli assistenti sociali che sono inseriti nei servizi delle ASL, nelle case di riposo, nei centri servizi cosiddetti, oppure in altre strutture per disabilità, e possono già dare delle informazioni, permettere che le famiglie, le persone possano anche conoscere meglio i servizi di cui poi potrebbero aver bisogno e scegliere assieme sia agli assistenti sociali, che possono comprendere meglio il bisogno e consigliare, servizi anche domiciliari. Ci sono molti servizi domiciliari che si potenziano proprio per fare in modo che le persone anche fragili possano rimanere il più possibile nel loro contesto, ma chiaramente devono avere i supporti necessari in base ai loro bisogni. Infatti bisogna attivare tutto questo, quindi il primo passo in questo caso qui è rivolgersi al comune, centro servizi sociali, dove si attuerà un colloquio sulla base della problematica, della fragilità che una persona anziana che sta diventando non autosufficiente, o lo è già, o un bambino o un ragazzo con delle disabilità particolari, o varie situazioni anche economiche, sociali, di tanti generi, insomma. Gli assistenti sociali, che è una persona preparata, eccetera, ha delle specializzazioni, deve avere delle specializzazioni ulteriori? Allora, possono entrare in tutti i servizi, come dicevo, poi quando si entra in un servizio si vede l'esigenza di formarsi ulteriormente, quindi chi si trova nei comuni, per esempio, molti hanno approfondito tutto il tema della povertà, delle opportunità, hanno approfondito la capacità di lavorare in rete con le associazioni del territorio. Nel comune di Rovigo abbiamo realizzato dei progetti bellissimi di messa in rete, di coprogettazione, che è un metodo nuovo per gestire dei fondi, per esempio di contrasto alla povertà, assieme alle scuole, assieme alle associazioni del territorio, che avevano delle attività per aiutare i ragazzi e i bambini che erano in difficoltà. Quindi insomma queste sono competenze specifiche che vanno approfondite, ma ci sono anche poi assistenti sociali inseriti nei servizi delle ASL per la disabilità, per aiutare gli anziani in base ai bisogni, le persone con disagio mentale, le persone che hanno problemi di dipendenza. Ecco, in tutti questi servizi ci sono assistenti sociali e davvero possono dare un contributo, assieme poi anche ad altri professionisti, perché l'approccio multiprofessionale è fondamentale. Quindi non è più come una volta o come in certe realtà dove l'assistente sociale ha potere di vita e di morte della persona. No, assolutamente. Ecco, quindi questo intendiamo. Il progetto ormai, la consapevolezza e la formazione è legata alla complessità delle situazioni. È difficile che una persona abbia solo, oppure se ha un problema economico, d'accordo, ci sono le misure per aiutare, per fare la domanda di supporto, per il pagamento delle bollette, dell'energia, ci sono molte opportunità, però poi ci possono essere anche altri supporti, come le dicevo, la povertà educativa, che va a coinvolgere le famiglie è un numero elevato quello delle famiglie con bassissimo reddito e anche con figli, che a questo punto non hanno la possibilità magari di accedere nelle società sportive, perché tutto costa. Ecco, i progetti che si attivano anche nei comuni grazie agli assistenti sociali e in collaborazione con il territorio permettono di permettere di pagare, insomma, nelle progettualità, di fare in modo che il mondo anche dello sport, delle associazioni culturali, accolgano i ragazzi per aiutarli indipendentemente dalle capacità di reddito. Qui si danno davvero pari opportunità. C'è tutto un lavoro di rete importante che dà degli ottimi frutti, quindi è un ruolo diverso. Mi chiedeva prima come cambia, e questo è l'approccio non solo di aiuto solo alla persona, ma proprio di vedere la persona in un contesto. Quindi ti do un aiuto personale, ma ti agevolo la socialità, l'inclusione sociale. Molto spesso le persone che hanno problematiche, fragilità, hanno anche poi quel problema dell'isolamento sociale. Infatti, che anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato ritenuto un fattore sociale, ma che influisce tantissimo sulla
salute in senso generale, perché possono... E sull'aspettativa di vita. Sull'aspettativa di vita, gli anziani, possono amplificarsi le demenze, per esempio, accelerare tutta una serie di decadimento cognitivo, ecco, se una persona rimane sola. Quindi tutte le azioni, i progetti da mettere in rete assieme anche al prezioso mondo del volontariato possono essere attivati grazie anche ai professionisti e assistenti sociali, se sono presenti in un numero adeguato, non solo quel numero esiguo per rincorrere solo le emergenze, ma lavorando, facilitando le famiglie, aiutandole prima che le problematiche scoppino. Ecco, anche vediamo delle immagini, quello che è anche molto presente così nell'immaginario delle persone, l'intergenerazionalità, quindi l'assistente sociale che dà un supporto anche alla famiglia dove c'è una persona anziana o all'anziano in momento di difficoltà. Certo. Questo, ci sono stati alcuni telespettatori che ci hanno scritto dicendo che il proprio marito, soprattutto signore, era in una situazione molto molto grave, non sapeva cosa fare, diceva ma in questo caso posso chiamare gli assistenti sociali perché non ho possibilità economica di andare in una struttura, perché i tempi di attesa sono eterni, la regione non mi dà un finanziamento, non posso economicamente sostenere, e il compagno magari soffre di patologie tipo l'Alzheimer e la situazione diventa insostenibile. In questi casi qua cosa fare? Assolutamente rivolgersi agli assistenti sociali dei comuni oppure dei distretti. Adesso con l'avvio degli ATS, ecco, che questa nuova organizzazione, che ambiti territoriali sociali. Sì, che sostanzialmente si mettono insieme i comuni, anche i piccoli che magari non hanno tutte le risorse per dare risposte appunto alle famiglie, ma ci sarà la possibilità anche di avere un punto unico di accesso, che vuol dire semplicemente di fare in modo che le famiglie, per avere delle informazioni su queste situazioni, non debbano girare da soli per vari servizi, ma trovino un riferimento unico dove mettere assieme le varie risposte. La richiesta di ausili può essere fatta in un unico punto. Ancora in questo momento è possibile andare o al distretto o ai comuni, e l'assistente sociale dei comuni magari si sono organizzate, chi segue le famiglie, chi segue i minori, chi segue gli anziani. Ecco, se si va dalla persona, l'assistente sociale che segue l'area degli anziani, avrà la possibilità di capire meglio con l'assistente sociale i servizi che può ottenere, i pasti a domicilio, i servizi a domicilio con un'addetta all'assistenza, o se ci sono problematiche sanitarie intrecciarsi e collaborare con i servizi dell'ASL per avere supporti idonei alle patologie, alle fragilità che hanno bisogno anche degli interventi sanitari, oppure la frequenza in un centro diurno e poi il ritorno a casa. Infatti anche questo, esatto. Ecco, sono tutti investimenti ulteriori che saranno fatti nei territori. Mi auguro che questi servizi i fondi sono orientati per questo, ma la cosa importante è anche che le persone, i cittadini sappiano dove rivolgersi per chiedere, ecco, quindi saranno aiutati maggiormente a fare le domande, ecco. E su questo abbiamo anche sperimentato, e sono attivi in molti comuni, dei progetti di comunità, o meglio, delle collaborazioni anche con il mondo del volontariato, ben preparato con le associazioni, per aiutare le persone anche a fare le domande. Ecco, ora c'è tutta la possibilità di fare online una serie di domande per ottenere dei benefici a seconda dei requisiti, ma molto spesso le persone, le famiglie non hanno tutte le competenze digitali che servirebbero. E questa è l'altra problematica, anche perché diciamo che ancora l'accesso a certe competenze digitali è di persone che sono un po' più giovani, e che comunque non è così semplice compilare i moduli che sono nella pubblica amministrazione, non è che ci ha messo un grande impegno per semplicizzare e rendere intuitivo l'approccio. Lei accennava proprio all'intergenerazionalità. Giusto quest'anno, che ogni anno si celebra a marzo la giornata internazionale del servizio sociale, quest'anno noi la faremo all'Università di Verona. Quando è il 18 di marzo. E il tema è questo, e ci saranno, come ogni anno presenteremo il tema con un professore che va a sviluppare l'aspetto teorico e di senso di questi approcci intergenerazionali, ma ci saranno anche le esperienze dei territori virtuose, innovative, che metteranno in evidenza quanto importante è strutturare, non solo fare esperienze sporadiche, la collaborazione tra generazioni. Ci sono a Padova delle esperienze importanti, per esempio di accoglienza per l'abitare, no? Anziani soli, quindi con il rischio di rimanere soli, che
con l'aiuto e quindi con la collaborazione dei servizi sociali fanno progetti di accoglienza degli studenti che hanno bisogno di trovare lo spazio. Ecco che c'è proprio un'unione di competenze e anche di bisogni, chi ha bisogno della stanza e chi ha bisogno, la persona anziana, di non restare solo, però tutto attraverso le progettualità quindi seguite. Ecco, io lo interrompo un attimo perché questo è un argomento importante che, come dico sempre io, è una questione anche di cultura, non solo di informazione ma anche di recepire e fare proprio certi concetti, perché non sono di secondaria importanza. Voi magari li macinate, certo, in qualche modo masticate spesso, ma chi ci ascolta li sente una tantum o magari non li ha anche mai sentiti. Questo del co-housing è molto importante, sì, esteso e trasversale, non inteso solo con gli studenti ma anche con altre modalità. Certo. Il ruolo dell'assistente sociale, che deve anche in qualche modo vigilare che ci sia, è importantissimo. Certo. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi tra poco.